Buonasera, buona serata a tutti. Una puntata, questa trasmissione che devo dire la verità ci sta dando tantissime soddisfazioni perché vabbè, insomma, ci arrivano telefonate da parte del pubblico che ci dice che insomma sono contentissimi di avere questa riscoperta di grandi napoletani o comunque addirittura per qualcuno scoperta di grandi napoletani, perché magari di alcuni di loro si è persa proprio, come dire, la memoria storica. Ora, Stasera vedremo proprio. ora vogliamo, ma vogliamo anche innescare nel pubblico a casa un effetto nostalgia, no, Presidente? Vogliamo anche fare in modo che da casa magari si inneschi un ricordo, un pensiero. E io ho portato a vedere al grande presidente Mimo Falco queste cassette che non so se ve le ricordate, sono delle cassette, i famosi Stereo 8, quelli che avevamo nelle macchine che si mettevano, questi cassettoni. Non ce l'avevo io, all'epoca la macchina non ce l'avevo ancora. Si mettevano questi cassettoni enormi, era lo Stereo 8. Allora, io ce le avevo ed ero orgoglioso di sentirle. E poi lui ha portato queste cassette che sono un cimelio, perché riguardano Sergio Bruni. Sono ancora sigillate. Sono sigillate. Allora, mi spiego. Sergio Bruni è come, secondo me è come Maradona. Una pubblicità radiofonica dice noi abbiamo avuto Maradona nel calcio e nella musica Sergio Bruni. Stasera però parliamo di un altro grande. Assolutamente, volevo soltanto dire che queste cassette mi furono donate dal grande Pasquale Santoro, che vabbè, insomma, è tra i miei ricordi più belli, assolutamente. Presidente, Allora, Armando Gil. Gil. Allora, stasera questo è un personaggio divertentissimo, amici miei. E perché noi abbiamo iniziato con Sergio Bruni? Perché pochi sanno, c'è un film meraviglioso dove c'è Sofia Loren e, se non vado errato, Burt Lancaster nel film Il Viaggio. Non mi ricordo se era Burt Lancaster, però Sofia Loren. E ad un certo punto esce sul palco, mentre loro sono in questo teatro, Sergio Bruni e che canta una canzone. Però Sergio Bruni lo avevano truccato con un monologo e tutto impomatato. Perché? Con la gardenia all'occhiello, il regista grandioso, questo che fece questo film Il Viaggio, perché voleva far ricordare il primo cantautore mondiale. Noi abbiamo a Napoli avuto il primo cantautore di tutti i tempi. Questo era nato, si chiamava Michele Testa, però lui in arte si cambiò nome e si chiamò Armando Gil. Perché Armando Gil? Perché era lo pseudonimo di un popolare personaggio dell'epoca che era questo spadaccino Martino Gil, che era uno spadaccino che era vissuto all'epoca del re Filippo II ed era diventato popolarissimo grazie a dei fascicoli settimanali illustrati che venivano venduti. E allora ecco che questo personaggio stranissimo, intelligentissimo, capacissimo, napoletano, fino all'os, era nato il 23 luglio del 1877, Armando Gil. Questo Armando Gil si cambia da Michele Testa ad Armando Gil e inizia a fare il cantante. Lui veniva da una famiglia per bene, il padre lo avrebbe voluto fare l'avvocato, ma lui non se ne fregò proprio. Questo è uno dei personaggi più belli napoletani, anche per le cose che ha scritto. E Armando Gil in pochi anni diventa un punto essenziale della cultura napoletana, del teatro. All'epoca c'erano le periodiche. Che cosa sono le periodiche? C'erano un gruppo di ragazze e ragazzi che si riunivano periodicamente, settimanalmente, nelle case delle persone e Armando Gil andava a cantare, a intrattenere il pubblico. Voi immaginate uno che doveva fare l'avvocato che si mette a fare l'attore, ma già nel suo vestire e nel suo modo di comportare
era un antesignano dell'epoca. E allora Armando Gil poi ebbe una scrittura, la prima scrittura, al Salone Margherita di Napoli, ebbe il primo contratto. Stiamo parlando prima del 1890, quelle date là. E allora questo signore, quando si presentava sul palco, aveva poi una capacità di improvvisare enorme. Lui era quindi un intrattenitore, ma soprattutto un improvvisatore. Riusciva a coniugare verbi e a fare delle... Poi racconteremo un episodio. Armando Gil che cosa fa? Fa queste apparizioni teatrali, diventa un personaggio estremamente attento, tutti quanti lo seguono, vogliono capire da dove nasce, e lui quando si presentava sul palco diceva versi di Armando, musica di Gil, cantata da me medesimo. Cioè vedete un po' la grande capacità subito di questo signore di improvvisare. E allora poi scrive delle canzoni meravigliose. La prima canzone è del 1896, Fanesta Chiusa, e poi ancora nel 1899 Osurdata, musicate da alcuni grandi maestri dell'epoca e poi vendute alle edizioni Bideri e Santoianni. Lui diventa quindi popolarissimo e tra queste canzoni ce n'è ancora una che molte persone cantano, è del 1918, Come pioveva. Presidente, ci abbiamo in archivio in canale 21 Come pioveva, interpretato da Gennarino Palumbo, Olimpia di Maio. Io mi auguro che tu lo metterai quando poi certo, magari facciamo. un pezzettino lo facciamo anche vedere, che allora, è strepitoso. Vabbè. Fammi vedere. Ho fatto un po' più là, no? Non ti buttare addosso a me. Come stai? Le chiesi a un tratto? Bene, grazie, e tu? Non c'è male, mamma sta poco bonus, sai? Vabbè, quanto mi dispiace. C'è tutto un gonfiore qua, una mola che si è intorzata così. Vedi come è importante la memoria, come è importante l'archivio storico di Canale 21. Queste cose vengono nascoste, vengono dimenticate. Armando Gil quindi diventa un personaggio stupendo. Camminava per le strade di Napoli, voi immaginate, nel 1800, quasi 1900, con questo monologo, con la gardenia, la farfalla sempre, il cravattino a farfalla bianca. E lui era un collaboratore sia del giornale di Napoli e sia della Roma. Poi scrisse delle canzoni che rimangono ancora oggi, per esempio Non so geloso, I 4 maggio, Un zampugnare innamorato, Bella che bella sì, e poi Palumma, questa canzone che piaceva moltissimo a Massimo Troisi, che lo disse in un'intervista sua, dice la mia canzone preferita era Palumma di Armando Gil. Armando Gil quindi era considerato all'epoca il più grande cantautore di tutti i tempi, era un simpaticone, una persona che aveva battute di spirito ed era conosciuto per la improvvisata, cioè lui a fine dello spettacolo iniziava ad improvvisare e la gente rimaneva ore e ore, non più per lo spettacolo, ma per aspettare l'improvvisata e capire che cosa avrebbe fatto Armando Gil. Lui, vi ripeto, in questa vita avventurosa c'è una bellissima cosa che io voglio raccontare. Armando Gil va a Roma per lavoro e una sera va a mangiare da Alfredo, che è un noto ristorante, Alfredo alla Scrofa a Roma. In questo ristorante c'era un altro grande che si chiamava Ettore Petrolini e questo è un episodio bellissimo. Questo Ettore Petrolini, che era uno dei più grandi autori, anche lui, inizia ad ordinare. Io qua devo avere il supporto cartaceo perché non voglio sbagliare. Allora, Petrolini dice, inizia una gara con il cameriere e comincia ad ordinare a versi. Quel che dicevo, caro Ermio Checchino, dice Petrolini, è che più tempo passa e più sei bullo. T'avevo chiesto un poco di stracchino e tu mi porti un fricassè di pollo.
Gilla, che aveva riconosciuto Petrolini e udito quell'ordinazione in versi, si affrettò a chiamare anche lui il cameriere e disse: cameriere, se quel signor da Novello a Edo vi chiede pietanze poetando, anch'io con le mie portate ve lo chiedo, a modo mio, a modo di Don Armando. Questo duello continuò tutta la serata. Nel ristorante si fece una folla enorme. Alla fine Petrolini smise, disse vicino ad Armando Gil: lei mi ha battuto, e lo invitò al suo tavolo. Vedete che grande capacità aveva di improvvisare Armando Gil, che aveva questa grande capacità di fare, e poi ecco, E anche tra grandi questa capacità quello di riconoscere, sì, diciamo, tra di virgolette, riconoscere ma che non era da dei tutti. due comunque. Voi immaginate, e quindi immaginate questa sfida che si verificò a Roma e che fu bellissima. Però Armando Gil poi si sposò, ebbe figli, però era sempre questo personaggio che quando camminava per le sabbie a Roma, la gente lo guardava come se fosse veramente un personaggio enorme per l'epoca, perché lui aveva inventato il cantautore, quello che poi diventeranno i famosi De Gregori, Baglioni e quant'altro. Lui è stato un precursore. Allora noi dobbiamo ricordare questi grandi successi. Stornello dell'aviatore, Calderaio, Rispetto all'antico, Lo stornellatore, Il solletico, Palumma, Attenti alle donne, Lui e gli altri, Villeggiatura a Coapri, Stornelli neri. Potrei continuare all'infinito. Per esempio, ancora Fenesta Agnuso, Surdate, Stornelli Montagnoli, Beatrice, Stornelli del cuore, Donna e amore, Non so geloso, O Zampugnano innamorati, I quattro magi, Bella che bella. Sì, vedete quante canzoni e quanta ispirazione ha avuto Armando Gil. Però era un personaggio di grande capacità, anche diciamo goliardica, per usare un termine più attento, cioè era uno che le piaceva campare. C'erano anche altre due cose molto particolari che fece Gil. Una è forse stato anche, oltre ad essere il precursore del fare il cantautore, è stato anche il precursore della pubblicità differenziata. Ecco, questo qua, mo vi spiego, come la canzone Come pioveva. Che cosa successe a Napoli? Voi immaginate il 1800, Napoli è una città, per carità, non come adesso, le dimensioni erano diverse. I napoletani una mattina si svegliano e trovano una città tutti manifesti con un ombrello, tutti quanti, solo l'ombrello. Tutti quanti pensavano, dicevano, Madonna mia, questa sarà qualche marca di ombrelli che vuole vendere gli ombrelli. Invece dopo 7 giorni uscì un'altra frase, l'ombrello e poi sotto come pioveva. Tutti quanti guardavano e dicevano, ma che significa? La terza settimana l'ombrello come pioveva è di Armando Gil. Armando Gil aveva inventato, in quel momento era stato il precursore della pubblicità occulta. Aveva mandato un messaggio subliminale che aveva visto tutta Napoli, perché tutta Napoli era incuriosita di capire che cosa era successo, l'ombrello, chi era, come pioveva, e poi quando capirono che era Armando Gil, ebbe questo successo meraviglioso, stupendo. Allora io vi racconto un aneddoto che però non so se sia vero, io l'ho sentito per radio, a Radio Amore, da Antonio Romano, che conduce una rubrica bellissima insieme con Nicola Mormone. Nicola Mormone racconta questo fatto, che ormai vecchio, anziano, Armando Gil, sempre con questo monologo, perché lui aveva uno strabismo enorme dell'occhio destro, non lo nascondeva con questo, diciamo, con questa, un occhiale a monocolo. Allora era deceduta la moglie e lui si fa accompagnare al cimitero. Prende dei fiori e li mette su una tomba. La persona che lo accompagnava dice, maestro, guardate, questa non è la tomba di vostra moglie, sta più avanti. Lui piglia questi fiori e li sposta in un'altra tomba. Maestro, guardate, avete sbagliato, questa non è la tomba, lui non riusciva più a vedere, non è la tomba di vostra moglie, la tomba sta più avanti. E lui piglia questi fiori e questa scena si ripete 2 o 3 volte.
La quarta, quinta volta, maestro, ma vostra moglie non sta qua. Allora lui si gira e dice, a Rossa sta, basta che non sta a casa. E allora, se questo è vero, immaginate questo personaggio che è grandioso. Io ripeto, racconto l'episodio che ho ascoltato e che mi fece ridere moltissimo. Cioè, questo era Armando Gil. C'è anche un altro episodio che è quello lì legato alla sua partenza per la guerra del 15-18. E lui, Viene dato pur avendo spesso. avuto questo strabismo, Ah. partì per fare il militare. Però, come tutti i napoletani, lui si sapeva industriale e quindi in qualche modo, diciamo, stendiamo un velo pietoso, se ne riuscì a scappottare dalla guerra. Fu dato per disperso, Ah, invece lui perché? stava... Perché? Allora, questa è un'altra cosa che poi lui lo trasforma in pubblicità. Lui viene imbarcato su una nave. Questa nave viene affondata e per tutti Armando Gil è morto. Allora, ad un certo punto, invece, lui si era salvato, torna a Napoli e fa fare un manifesto. Armando Gil l'ha fondato e crea questa grande compagnia a teatro che va a fare l'affondato. Vedete? E sono stati Al questi Teatro Trianon. al Trianon. La prima Voi immaginate affonata. Napoli che si fermava perché Armando Gil cantava. Armando Gil quindi è stato all'Antesignano. All'Antesignano noi abbiamo parlato di personaggi importanti nelle volte scorse, di grande intelligenza. Armando Gil nei vari settori della scienza, della politica, Armando Gil nel mondo musicale è stato il più grande interprete e cantautore che abbia avuto nel 1800 Napoli. Voi immaginate quindi questo personaggio che esce fuori dagli schemi tradizionali, dove all'epoca il cantante usciva con l'orchestra, lui invece che si era inventato questo personaggio e camminava per le strade. Ringrazio a Ecuba che mi ha fatto ricordare Gil l'Affondato, questa rivista che fu in qualche modo un punto di riferimento all'epoca per i divertimenti napoletani, perché Napoli non era solo una città barbona, era anche una città del divertimento, dell'inclusione sociale, della partecipazione alla vita attiva. Armando Gil era uno di quelli che aveva avuto questa capacità di interpretare, ecco, quello che tu dicevi nella scorsa puntata. Queste sono tutte punte di eccellenza che hanno rappresentato, che sono stati antesignani di una cultura che poi dopo è venuto dopo, ma loro sono stati i precursori, quelli che hanno voluto in qualche modo cambiare l'aspetto proprio culturale della città di Napoli. Quindi voi vedete, abbiamo Ma iniziato... hanno cambiato quasi il mondo. Cioè, Hanno cambiato, insomma, noi abbiamo iniziato con le cassette di Sergio Bruni, abbiamo ricordato questo personaggio Armando Gil che era così eclettico, così capace di battersi con Petrolini, di fare della pubblicità occulta, di sfruttare la sua condizione di disperso in guerra. Veramente è stata una persona unica. E lui ha calcato le scene fino a quando poteva farlo. Sapete poi una cosa che è strana? Lui è morto la sera di Capodanno del 1945, se non vado errato, la notte di Capodanno, mentre si aspettava la mezzanotte, Armando Gil. Qua è un altro esempio, cioè per carità il destino è strano, ma lui è morto quando finiva un'epoca. Finiva un secolo e certo, moriva Armando Gil. assolutamente. Veramente sono questi personaggi che nella storia della città di Napoli hanno lasciato un segno enorme. Poi del resto tutto torna, no? Perché noi anche nella nostra trasmissione, si chiama Penna di Falco, poi c'è un sottotitolo che mi sono Prima di permesso, che è ieri. prima di ieri, perché voglio dire, oggi tutto quello che accade oggi è perché C'è è stato ieri, ma prima c'è stato anche un prima di ieri. Senta, Pino, quello che noi stiamo facendo, come per carità tu hai invitato i telespettatori a mandare dei suggerimenti sui personaggi da trattare, perché Napoli è una miniera d'oro, è una miniera di esperienza, è una miniera di conoscenza, è una miniera di persone come Armando Gil che avevano la capacità di essere napoletane a tutto tondo, ma quella napoletanità
che non offendeva, anzi che costruiva un mondo diverso, migliore. Quindi questo sforzo che tu stai facendo è la dimostrazione che esistono ancora dei valori e noi dobbiamo mettere in risalto questi valori. Io ti ringrazio e poi avremo modo di parlare di altri personaggi. Mi auguro che dobbiamo fare uno scontro titanico io e te, Certo. per cercare di trovare qualche personaggio. Aggiungere a quello che hai detto solo una piccola cosa, poi Devi. lascio la chiusura a te questa No. volta, perché oggi è giusto che sia così. Napoli è una città piena di umanità, cioè, ma umanità intesa proprio con tutte le nostre differenze, tutti i nostri difetti e anche chiaramente tutti nostri i pregi. nostri pregi. Io voglio solo dire questo, fino a quando ci sarà una speranza, la capacità di mettere insieme tante forze che amano questa città continuerà ad essere una capitale della cultura, dell'amore, dell'umanità. Spetta però a noi, a ogni singolo, fare qualcosa. Se noi non mettiamo insieme tutte queste forze, non determiniamo con la nostra capacità, noi dobbiamo fare più squadra, Pino. Assolutamente. Noi siamo troppo persone che vogliono giocare da soli. Questo è il tempo di finire di giocare da soli, dobbiamo fare squadra per mettere in risalto queste cose che appartengono non al nostro passato, ma che appartengono al nostro presente e che influenzano il nostro futuro. Questa piccola trasmissione è come se fosse una scintilla di un cenacolo futuro. Per Speriamo. cui non è vero che la cultura deve essere imperante, la cosa importante è che ci siano dei focolai di cultura un po' ovunque, perché poi se li riusciamo a riunire probabilmente... Speriamo che sia così. Grazie e buona serata. Grazie a te sempre, Presidente. Buona serata, buonasera a tutti. E vi ricordo sempre, inviateci le vostre segnalazioni, ma diteci anche delle critiche, se vi piace, se non vi è piaciuta, se ovviamente... E certo, su qualsiasi autore c'è tanto altro da aggiungere. Però noi abbiamo un po' di tempo limitato e poi... La cosa importante è che non ci si dimentichi di queste persone. Grazie, arrivederci.